Noi poniamo delle domande in maniera molto rigorosa: perché il carico della gru si è sganciato, perché il carico è stato fatto passare in quel punto, se la formazione era stata fatta o meno, se le regole sono state del tutto rispettate. La foto di Mattia è la farfalla azzurra, diventata il simbolo dell'associazione creata da mamma Monica. Ci sono gli striscioni, i cartelli appesi al collo con le tante domande che attendono una risposta. Anche oggi davanti al Tribunale di Treviso, dove è iniziato il processo per la morte del giovane Mattia Battistetti, c'è stato un presidio di tutte quelle persone che in questi lunghi mesi sono state al fianco dei genitori del 23enne di Montebelluna. Inizia un dibattimento che dovrà sciogliere molti dubbi, sia rispetto alle istanze che pone la famiglia, e sia noi riteniamo anche rispetto all'opinione pubblica, perché la questione della sicurezza è una questione che deve essere sentita da tutte le lavoratrici, da tutti i lavoratori e dalla cittadinanza. Presenti lavoratori e rappresentanti sindacali di diverse aziende della Marca. Questa associazione che ha creato la mamma di Mattia, una donna veramente estremamente forte, fa sì che sul territorio si crea un legame unito di tante comunque aziende. Riteniamo che questa sia una battaglia di tutti i lavoratori. La sicurezza sul lavoro per noi è una cosa fondamentale, questa è una causa importantissima e per noi è fondamentale esserci e appoggiare la famiglia. La CISL sta valutando di costituirsi parte civile anche negli altri procedimenti per le morti sul lavoro. Con la speranza che venga riconosciuto un principio per il quale ai lavoratori di un settore deve essere riconosciuto il contratto di riferimento del settore in cui lavorano e non un altro contratto. Soprattutto in questa fase in cui si parla anche di salario minimo, pensare che un contratto collettivo che prevede formazione, che prevede strumenti di tutela dei lavoratori, non solo il salario, è fondamentale per tutelare i lavoratori e per tutelare il loro salario, ma soprattutto tutelare i lavoratori e la loro salute e la loro sicurezza.